nella notte 32enne di Milano trovato morto con la testa fracassata nell'ascensore di un condominio di Rampa Cavalcavia. Arrestati 2 presunti killer, 2 cugini moldavi. Era un ladro, si difendono. È stato ricoverato a Mestre in gravi condizioni un giovane ferito assieme ad altri 3 ragazzi in un incidente lungo la Noalese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno liberato i giovani dall'abitacolo dell'auto. A4 paralizzata nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza a causa di un incidente tra 2 auto, feriti lievemente 2 automobilisti. La Guardia di Finanza di Venezia ha confiscato beni e disponibilità finanziarie per oltre 30 milioni ad una società condannata per una vasta frode all'IVA nel commercio di carburanti. Nuova chiusura del questore del bar Giorgia in viale San Marco a Mestre, ritrovo di sbandati e spacciatori, si legge tra le motivazioni. Lo stesso provvedimento anche a maggio dell'anno scorso. Fino all'ultimo Don Armando Trevisiol si è preoccupato dell'assistenza ai più deboli, lo ricorda così il parroco di Carpenedo. Domani alle 15 i funerali in diretta su Antenna 3. Venezia sostiene la campagna per i diritti umani in Bielorussia. L'attivista ed ex detenuta politica Julika Yukno ricevuta dal presidente del Consiglio Comunale Ermelita Damiano. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. La cronaca dunque in apertura con l'omicidio che si è verificato questa notte a Mestre. Un 32enne di Milano è stato trovato morto in un ascensore in una palazzina in via Rampa Cavalcavia. Questa notte verso le 10:30 si è consumata l'ennesima tragedia a Mestre con un morto. La vittima, Lorenzo Nardelli, 32 anni di Milano, trovato con la testa fratturata. Era un ladro, hanno detto di lui stamane durante l'interrogatorio in questura a Venezia 2 cugini operai di origine moldava, Radu e Marin Rusu, di 32 e 35 anni, arrestati con l'accusa di omicidio volontario e trovati entrambi feriti con il corpo privo di vita del 32enne dai poliziotti all'interno dell'ascensore, rimasto addirittura bloccato per la violenta colluttazione avvenuta qui al 3° piano di questo palazzo in fase di ristrutturazione al civico 9 di via Rampa Cavalcavia, a 2 passi dalla stazione ferroviaria. Secondo gli arrestati, Nardelli, insieme ad altri 2 complici, aveva preso di mira poco prima l'appartamento, credendo che fosse vuoto. Non sapeva che all'interno c'erano loro e 2 cugini che abitano nella casa di proprietà dello zio, che stavano cenando e che si sarebbero trovati di fronte i ladri, iniziando così la colluttazione con i 3 della banda. Sempre secondo la versione fornita dai 2 cugini, assistiti dal loro legale, 2 dei 3 ladri si sarebbero poi dati alla fuga, mentre il terzo, cioè Nardelli, avrebbe proseguito la lotta ma sarebbe stato raggiunto dai 2 cugini, i quali, nel cercare di difendersi dal tentato furto in casa, avrebbero avuto con il Nardelli uno scontro violento al punto da deformare le porte dell'ascensore, rimaste bloccate tra il 2° e il 3° piano. Tutto questo con i condomini rimasti a loro volta barricati dalla paura in casa, come racconta la testimone che ha allertato la polizia dopo aver sentito le urla di aiuto provenire dal pianerottolo. Erano le 10:15, verso le 11. Ieri sera a un certo punto ho sentito parlare, gridare, neanche gridare, proprio un trambusto e basta, questo qua. E sentivi parlare concitatamente, urlare come, ecco. E poi cosa ha sentito? Ha sentito che arrivava la polizia? La polizia l'ho chiamata io e sono venuti, ho aperto da qua, io non ho aperto la porta perché io sentivo gridare aiuto e basta. E sono sempre vicini di casa dei 2 cugini, ora in carcere, a riferire che da qualche giorno nell'abitazione si sentivano rumori molesti con musica ad alto volume fino a tarda sera, tant'è che qualcuno aveva chiamato le forze dell'ordine per dei controlli. Per la morte del 32enne ora le indagini sono ancora in corso. Ed ancora cronaca, terribile incidente stradale questa mattina lungo la Noalese a Moniego di Noale, grave un ragazzo, feriti altri 3. E di 4 feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Noalese. I feriti sono 4 giovani che viaggiavano a bordo di un'automobile finita fuori strada, forse dopo aver toccato il marciapiede con la ruota. La dinamica dell'incidente è comunque al vaglio delle forze dell'ordine.
L'incidente si è verificato poco prima delle 8 a Moniego, una frazione di Noale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno permesso l'uscita dei feriti dall'abitacolo. I ragazzi sono stati quindi presi in cura dai sanitari del SUAM 118. Il più grave è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale dell'Angelo di Mestre. E un altro incidente si è verificato sempre questa mattina nell'autostrada 4 tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste, feriti lievemente 2 automobilisti, traffico in tilt. Un serpentone di auto fermo in autostrada, chilometri di vetture bloccate da un incidente nel tratto maledetto di A4 tra Cessalto e San Stino. Il sinistro è avvenuto in mattinata in direzione Trieste. Fortunatamente ferite lievi per i 2 automobilisti. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della concessionaria e i mezzi di soccorso meccanico. In poco tempo si sono formate code di mezzi rimasti intrappolati in autostrada in un traffico già congestionato per l'esodo estivo. Molti automobilisti sono addirittura scesi dalle proprie vetture in attesa che la viabilità tornasse regolare. Intanto Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass virtuale consigliato dai pannelli a messaggio variabile lungo l'asse A27 A28 a seguito dell'incidente avvenuto poco prima delle 9:30. Il reindirizzamento della circolazione lungo il bypass si è reso necessario per evitare ulteriori code in direzione Trieste, considerato l'aumento dei flussi di traffico atteso in queste ore in vista del ponte di Ferragosto. Ed ancora cronaca, perché la Guardia di Finanza di Venezia ha confiscato beni e disponibilità finanziarie per oltre 30 milioni di euro ad una società condannata per una vasta frode all'IVA nel commercio di carburanti. Il volume complessivo di carburante oggetto di questa truffa è di oltre 270 milioni di litri di benzina, tra benzina e gasolio, per oltre 300 milioni di euro di fatturato. In tutto, insomma, parliamo di più di 30 milioni di IVA evasa. Sono numeri clamorosi quelli emersi dall'indagine della Guardia di Finanza di Venezia, che ha portato alla scoperta e allo smantellamento di un'associazione a delinquere dedita all'evasione dell'IVA nel settore dei carburanti. Una frode condotta attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di fittizi crediti d'imposta. L'indagine è partita proprio dall'analisi del mercato dei carburanti che evidenziava che talune pompe avevano dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato. Andando a ricostruire la filiera si è visto che questo appunto era derivato dalla speculazione sull'IVA evasa. L'organizzazione, con base a Roma, faceva arrivare al porto di Venezia il carburante acquistato all'estero. Dopo plurime cessioni cartolari ad aziende localizzate in varie parti d'Italia per frodare l'IVA, durante le quali il carburante non lasciava il deposito di stoccaggio veneziano, risultato peraltro estraneo alla vicenda, lo cedeva a distributori del nord-est a prezzi più competitivi rispetto a quelli di mercato. Partita nel 19, l'indagine è arrivata a sentenza definitiva. Oltre alla confisca per oltre 30 milioni di euro, c'è stata una doppia condanna. Definitivamente abbiamo 2 condanne, uno di 2 broker petroliferi, il primo a cui è stata fatta la confisca a 3 anni e 6 mesi di reclusione, l'altro a 2 anni di reclusione. Anche nel litorale veneziano i controlli dei carabinieri del NAS che a livello nazionale hanno visto i militari dell'Arma impegnati in 883 controlli e la chiusura di 20 stabilimenti balneari per gravi carenze igienico-sanitarie e di sicurezza. Nel veneziano 25 controlli da Caorle a Chioggia, 4 non conformità riscontrate, 7 sanzioni da 1.000 euro e 20 kg di alimenti sequestrati perché congelati abusivamente. E sono state sequestrate anche 3 tonnellate di prodotti ittici scaduti dalla Guardia Costiera di Venezia, valore complessivo del prodotto 50.000 euro. Maxi sequestro di 3.000 kg di prodotti ittici ed errati alimentari non a norma, tra cui molti scaduti, per un valore di oltre 50.000 euro da parte del Nucleo Regionale Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Venezia, con il sostegno del Servizio Veterinario della ULSS.
Il sequestro nella mattinata odierna nella provincia di Padova presso uno stabilimento all'Ingrosso è adibito anche come deposito frigorifero. Il prodotto ittico e alimentare in questione è stato sottoposto a sequestro amministrativo e contestualmente conferito ai fini dello smaltimento su richiesta della parte con oneri e spese a carico dell'interessato. La Guardia Costiera proseguirà senza interruzione, fa sapere, le proprie attività di vigilanza a tutela del consumatore e delle risorse ittiche attraverso una costante presenza sul territorio. Nuova chiusura di 15 giorni imposta dal questore per il bar Giorgia in Viale San Marco a Mestre. Era ritrovo di pregiudicati e consumatori di stupefacenti. Non a caso è stato soprannominato dai residenti il bar dello spaccio. La chiusura ieri pomeriggio, un anno dopo lo stop imposto a maggio appunto dell'anno scorso, sempre per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La chiusura anche dopo diverse segnalazioni dei residenti che avevano denunciato di come da qualche settimana fossero ricominciati i problemi, con discussioni accese pure con i titolari del bar di nazionalità cinese e schiamazzi molesti e disturbi dei clienti fino a tarda notte. Torniamo ora a parlare della scomparsa di Don Armando Trevisiol fino all'ultimo. Il prete si è preoccupato dell'assistenza ai più deboli come aveva fatto per tutta la vita, così lo ricorda il parroco di Carpenedo Don Giovanni Antoniazzi. E domani alle 15, lo ricordiamo, i funerali verranno trasmessi in diretta da Antenna 3. Gli ho chiesto se era possibile dire una preghiera insieme e ha dato la benedizione come la darebbe un padre. Mi ricordo che lui non riusciva più a muovere bene le braccia, ho preso la mano e me la sono avvicinata alla fronte. Poi da lì credo che ancora per qualche minuto sia rimasto cosciente. Parroco di Carpenedo dal 2011, Don Gianni Antoniazzi è rimasto accanto a Don Armando Trevisiol fino alla fine, testimone di quegli ultimi giorni che Don Armando ha trascorso così come aveva sempre vissuto. Da un lato col pensiero rivolto ai più deboli, impartendo istruzioni per nuove opere di assistenza, dall'altro impegnato nella preghiera, fintanto che le forze gliel'hanno concesso. Battendo con gentilezza il pugno sulla poltrona ha detto che non riusciva più a dire il breviario del mattino, non aveva più la forza per dirlo tutto. E credo che questa sia un'immagine tanto importante di un uomo che però, nonostante tutti gli impegni, tutte le tappe che lui ha dovuto sopportare, tutte le fatiche, lui era ancorato sempre alla preghiera. Preghiera e lavoro, un motto antico che Don Armando, nato nel 1929, ha saputo continuamente rinnovare secondo le nuove esigenze della società. Ma si era interessato anche delle comunicazioni via internet, si era interessato di capire come si sarebbe potuto annunciare il Vangelo e la carità verso le persone bisognose attraverso i mezzi di comunicazione moderni. Domani sarà una giornata molto impegnativa, la Chiesa sarà piena di fedeli, di autorità. Lei ho sentito che prima diceva che le campane devono suonare a festa. Ma io leggo la giornata di domani come la giornata più serena, in realtà più semplice, perché impegnativo è il vivere, impegnativa è la vita quotidiana, impegnativa è la fatica quotidiana, e quindi domani sarà per me e per tutti quelli che hanno voluto bene a Don Armando una giornata molto serena. Il funerale di Don Armando Trevisiol sarà presieduto dal patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia alle ore 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Gervasio e Protasio di Carpenedo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta da Antenna 3. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Parliamo ora dell'accoglienza dei migranti in Veneto, tema al centro dell'incontro che ieri sera ha visto in collegamento sulla piattaforma web dell'ANCI 200 sindaci di tutta la regione.
Premesse, non una riunione politica né un vertice nel quale prendere una decisione. L'incontro, che ha visto protagonisti 200 sindaci di tutto il Veneto, è stato convocato dall'ANCI e dal suo presidente Mario Conte per un confronto tra primi cittadini chiamati ad affrontare il problema dell'accoglienza dei migranti. 3.500 quelli arrivati nelle ultime settimane, con la prospettiva di un'ulteriore ondata nelle prossime. Un confronto chiaro e schietto a partire dalle molteplici difficoltà che i comuni stanno affrontando nell'accoglienza dei profughi africani, afghani e ucraini. Le disponibilità dei sindaci, anche quelle più disponibili, sono davvero molto limitate. L'appello al governo è quello di agire su scala internazionale per mettere la parola fine a questi sbarchi, di trovare soluzioni alternative a questa distribuzione nel territorio. Nel frattempo noi cercheremo, attraverso il dialogo con i prefetti e conoscendo magari delle realtà private, parrocchiali, disponibili ad accogliere 1, 2, 3, 4 persone, cercheremo di metterci a disposizione. Quel che è certo, ribadisce il presidente di ANCI, è che il problema o lo si governa o lo si subisce, e sull'ipotizzata defezione dei sindaci leghisti dall'incontro dopo i contrasti sull'accoglienza diffusa, Conte è categorico. Non c'è stato nessun boicottaggio da parte della Lega, anzi molti sindaci leghisti erano presenti a questa riunione e li ringrazio. Poi mi sono confrontato nei giorni scorsi anche con il segretario Stefani, però la riunione di ieri non era politica, è una riunione amministrativa, tant'è che in premessa dell'incontro ho detto che non eravamo lì a fare una discussione politica per chi è a favore o chi contro l'accoglienza, per chi è a favore dei grandi centri o dell'accoglienza diffusa, ma eravamo lì per condividere la fotografia dello stato di fatto di questo periodo storico e soprattutto per assumere un atteggiamento responsabile a fronte di un'emergenza. Parliamo ora della corsa per le prossime elezioni regionali. Spunta l'ipotesi di Adolfo Urso, candidato governatore. Sarebbe un nome di peso, ma adesso è concentrato su temi nazionali, dice il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo. Non so se toccherà a noi esprimere il presidente, continua De Carlo, ma siamo pronti. Rispondo con una battuta. Per tanto tempo ci hanno accusati, noi di Fratelli d'Italia, di non avere classe dirigente. Adesso saremmo in grado di calare addirittura un ministro, o quello che sta oggi è un ministro con una grandissima esperienza, a fare il governatore del Veneto. Se la cava con una battuta, ma fino a un certo punto, il numero 1 di Fratelli d'Italia in Veneto, Luca De Carlo, quando il nome sul tavolo in vista delle regionali 2025 sarebbe quello del ministro all'impresa e al Made in Italy, il padovano Adolfo Urso. Radio Palazzo lo dà in pole position, anche se la strada è ancora lunga, in politica eterna. Io credo che Urso sia un grandissimo ministro e tra l'altro molto concertato sulle questioni nazionali, e lo ha detto lui stesso. Sono concentrato su questo, non ho tempo adesso per queste cose, anzi. È chiaro che prima c'è più di un nodo da sciogliere, la questione del terzo mandato per Luca Zaia, i rapporti non sempre idilliaci, soprattutto in Veneto, tra Lega e Meloniani. Non so se tocca a noi o se toccherà ad altri. Io credo che noi abbiamo il dovere di far crescere una classe dirigente che, nel caso ci fosse un accordo tra tutte le forze politiche e gli alleati, per cui la miglior persona per il dopo Zaia sia una di Fratelli d'Italia, non vedo perché potremmo precluderci. Abbiamo fatto un ottimo risultato alle politiche, stiamo lavorando bene in tanti comuni e soprattutto al governo. Abbiamo il dovere di essere pronti. Ma che la corsa sia già iniziata e non da oggi lo dimostrano vari segnali anche dall'opposizione. De Carlo in questo caso è tranchant. Vedo l'autocandidatura di Crisanti e quindi capisco che nel centrodestra la questione non è poi così delicata e così difficile. Ecco. Anche Venezia sostiene la campagna per i diritti umani in Bielorussia. 3 anni fa sono stati truffati, falsificate le elezioni nel mio paese. Noi abbiamo affrontato una violenza sproporzionata proprio contro il nostro popolo, perciò ora ogni anno c'è questo giorno della solidarietà e chiedo a tutti a partecipare, a scrivere un post, a condividere una foto di un prigioniero politico che abbiamo 1500 al momento. Il Comune di Venezia sostiene la campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cancellazione dei diritti umani in Bielorussia.
La presidente del Consiglio Comunale, Ermelinda Damiano, ha ricevuto a Ca' Farsetti l'attivista ed ex detenuta politica bielorussa, oggi rifugiata in Italia, Jula Yukno, in occasione del 3° anniversario delle presidenziali vinte per la 6ª volta consecutiva da Alexander Lukashenko con l'80% dei voti. Elezioni fortemente contestate per brogli e non riconosciute da quasi tutti gli stati occidentali. Anche Venezia ha voluto dimostrare la propria vicinanza e solidarietà. Avevamo già accolto qui al Lido di Venezia molti bambini bielorussi per fargli trascorrere dei momenti di spensieratezza. Venezia è accanto a loro e accanto a Giulia, che sta portando la voce di tanti suoi connazionali in giro per il mondo. Tra il 2020 e il 2021 la repressione delle proteste in Bielorussia ha contato 5 morti, centinaia di feriti, 12.000 arresti con 450 casi di tortura e maltrattamenti di detenuti, secondo un rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Le proteste furono represse grazie all'intervento russo di Vladimir Putin. Jula Yukno è oggi rappresentante dell'ambasciata popolare della Bielorussia in Italia e lancia un appello. Esprimere la vostra solidarietà con il popolo bielorusso che sta ancora finora combattendo per i valori democratici, per la libertà, per tutto quello che qui in Italia voi avete da tempo e noi ancora stiamo provando a raggiungere. È tutto, grazie per essere stati con noi, ci salutiamo dando uno sguardo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. Bel tempo e rialzo termico. La tendenza poi per la settimana di Ferragosto sarà ancora per il proseguimento della stabilità atmosferica, con il caldo che probabilmente si intensificherà in modo più deciso. Vediamo il dettaglio di venerdì 11 agosto intanto. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, salvo qualche innocuo addensamento. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 26 e 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà asciutto e stabile, come vediamo dalla grafica. Ampio soleggiamento, cielo limpido o velato. Temperature minime tra 15 e 19 gradi, massime sui 27 e 30 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà molto soleggiato con qualche annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 18-19 gradi, massime sui 30-34 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne d'eccellenza. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.